40-10, Palastadio, un solo punto di distanza. Giallo-blu contro biancorossi. Obiettivo in comune tra le province rivali: approfittare del Montello che riposa e accorciare sulla capolista. Da Udino bacio per Roblox, benvenuti a Conegliano Arzignano. Matteus gli apre, allunga in profondità. Zuccon. Dialogano il 7 e il 10. Zuccon. Poi vede Matteus che scappa in profondità. Matteus! In atto. Prova a far partire il compagno ma sbaglia. Quindi Tumiatti col mancino sponga. Ziberi. Martin. Ora Ziberi che poi sbaglia lo stop, quindi fa ripartire l'Arzignano con Castrati, doppio passo. Castrati ci prova, destro un po' scarico. Martin. Taglio a destra di Finato. Ziberi che vede proprio Finato nell'inserimento. Marzotto in uscita, bravissimo con il riflesso. Iabre prova il dribbling su Ziberi ma la perde, quindi Ziberi 3 contro 2, l'appoggio ancora al capitano in maglia 13, ancora Marzotto, 2 volte pericoloso il Conegliano. La lunga, l'aggancio con il mancino di Castrati, può appoggiarlo, invece la perde, quindi Martin fa ripartire Ziberi. Ziberi, c'è solo Iabre. Ziberi! Destro insidioso. Favaro. Ziberi, pressione alta dell'Arzignano. Favaro, palla morbida, fa partire De Piccoli sulla destra. De Piccoli, scende Marzotto. Il numero 11, Carbucci in barriera. Sulla destra Zuccon. Matteus, lunga rincorsa, il fischio, il direttore di gara. Parte il 7, Matteus! Arzignano in vantaggio al Palastadio, con la responsabilità di Sponga che non trattiene, passa sotto le gambe. Il gol di Matteus che vale 1-0. Iabre di prima, Matteus che vuole il capitano, l'appoggio invece a Zuccon e pesca Iabre con il destro a giro, esce di poco. Iabre scappa Matteus, Iabre non lo vede, preferisce tornare dietro da Zuccon che cerca invece questa volta Matteus vicino alla bandierina, dentro da Iabre con il destro e termina alto di poco. Ziberi evita la pressione di Riva e quindi può andare il 10 lateralmente, pressato da 2, da tutto il campo, arriva vicino alla bandierina. Ziberi con un 360, si fionda sul pallone Finato, ma c'è il fallo di Zuccon che protesta. La decisione del direttore di gara è calcio di rigore. E quale migliore occasione per vedere e rivedere i vostri tiri, assist, dribbling e parate, se non grazie alle mix card di Roblox, come sempre in descrizione. Occasione che ha anche il Conegliano per tornare in parità con Ziberi dal dischetto. Il fischio. Parte il 10 e in un lampo scende Marzotto e disinnesca la conclusione di Ziberi. Palla a metà, lo attende Favaro. Zuccon prova a passare con il tunnel, ancora Arzignano, tocco sotto, Zuccon di petto, sta arrivando anche Castrati. Zuccon va al tiro, Sponga fa subito ripartire il Conegliano intanto con Finato, 3 contro 2, Finato diretta a Miatti, appoggia a Iabre, manovra l'Arzignano con Matteus che va lungo da Castrati. Di tacco per Tumiatti a duellare con l'altro numero 5 De Piccoli, l'uscita di Sponga e Castrati! A rimorchio Castrati con il piattone all'angolino che vale il raddoppio Arzignano, la infila lui, Faiza Castrati, settimo gol stagionale, 2-0 al Palastadio. Favaro subito dentro a cercare Finato, interviene Iabre e poi resiste di fisico, se ne va Iabre, lascia sulla sinistra Castrati con la punta Sponga. Iabre, destro verticale per Castrati, lascia a distanza Favaro. Castrati ci prova. Matteus a cercare Zuccon, mette fuori lettura di Favaro, quindi Ziberi, riparte l'Atletico Conegliano con il suo numero 10, Ziberi, centrale, Marzotto. Ziberi allarga a destra per Favaro, attende Ciro De Cristoforo. Favaro, una sterzata a 2, dribbling vicino alla bandierina, in mezzo per Finato col mancino. Ziberi in uscita, Tumiatti su di lui. C'è Favaro, richiama il movimento Ziberi, serve invece Carbucci al limite dell'area. Carbucci, Ziberi! L'iniziativa di Carbucci, anche grazie alla deviazione il 10 giallo-blu deve solo appoggiare a rete. Torna in partita il Conegliano al Palastadio, 1-2. Finato vicino a lui, fischia il direttore di gara, parte il 10, esce Marzotto, Ziberi, Finato in porta! Zuccon nel posto giusto, al momento giusto, salva i suoi. Pressione alta di Matteus, si ferma, poi sterza ancora, sempre a destra. Da De Piccoli che torna indietro, i mogugni del pubblico. De Piccoli poi ci prova e va via sulla destra. De Piccoli, scende Marzotto, ormai fermo, consapevole di quello che sarà il risultato finale. Pochi gol ma tantissime emozioni. L'Arzignano vince ed espugna il Palastadio, finisce 2-1 per gli ospiti con le reti di Matteus e Castrati e va a -2 dal Montello capolista.